Amici di GD Ferro Team, buonasera a tutti. Questa sera ci troviamo al ristorante Az di Padova per la presentazione del nuovo calendario Bellezze Venete 2022. Ci troviamo qui appunto oggi per questa bellissima edizione con il nostro art director Paolo Braghetto, nonché l'ideatore appunto del calendario. Pensate che quest'idea nacque 15 anni fa. Ciao Paolo. Ciao, grazie per essere qui con noi grazie oggi. a voi di essere qua, mi fa molto piacere di trovare una bellezza veneta del 2018. È vero, sì, che ne è ha vero. fatta di strada e lo testimonia il fatto che sei una presentatrice adesso per Mario Bonesi, che da anni ci segue e ringrazio e ci fa vedere nel web ormai dappertutto. Poi faccio i complimenti perché adesso ha aperto finalmente, che so che ci teneva tanto, l'agenzia di moda, e quindi moda, spettacolo, un po' di tutto, no? Esatto. Lancia questi nuovi volti, magari venuti fuori proprio dal calendario, come Morena Montin. Esatto, e diciamolo Paolo, questo è proprio un calendario che va a valorizzare tutte le ragazze del territorio veneto, giusto? Sì, ragazze che magari sono anche la prima esperienza fotografica, che però dimostrano di avere dei numeri, di essere anche brave a parlare al microfono, perché bisogna poter fare e saper fare anche questo, e ci mettono la faccia, si fanno notare e poi dopo, se è la loro strada, sicuramente qualcosa succederà. Se no magari l'hanno fatto per se stesse, per il moroso, per poter dire, dimostrare qualcosa a loro stesse, e continuano la loro vita di insegnante, di mamma magari, sai, ognuna dopo fa qualcosa nella vita, perché io cerco sempre delle ragazze, come dico, belle dentro e belle fuori. Giusto Paolo. E volevo chiederti anche se appunto questo progetto che hai portato avanti ormai da 15 anni proseguirà nel tempo, oppure avevi magari altri progetti oltre a questo? Allora dici bene 15 anni, perché in realtà questo è il 16° anno, ma siamo già nel 2022 inoltrato, ma poteva anche non uscire quest'anno perché è stata difficilissima. L'ho fatto perché voglio dare continuità. Io vorrei arrivare a essere maggiorenne, quindi avere almeno 18 anni. Ci spero, ci proviamo, non sarà facile. Se avete già, parlo a quelli che ci vedono, che ci ascoltano, se avete già delle idee, se volete aiutarmi per l'anno prossimo, sappiate che ho fatto un calendario comunque nuovo, perché è anche bello provare a, come dire, a innovarsi. Quest'anno tutte foto fatte all'aperto in posti molto belli del Veneto, delle autentiche bellezze venete naturali, in cui Tra abbiamo, l'altro tutte bellissime, se mi permetto. grazie, in cui abbiamo inserito queste nostre bellezze fisiche, carne ed ossa, e questa sera abbiamo degli esempi che fra poco conoscerete, e sono molto grato a loro e anche orgoglioso di averle potute, tra virgolette, appendere al muro. Un calendario che ha anche una finalità benefica, è un calendario che vuole valorizzare appunto per il 16° anno 12 belle, direi bellissime ragazze della nostra bella regione, che fra poco conoscerete e vedrete anche in foto, cioè in carne ed ossa e in foto, e vedrete anche delle bellezze naturali della nostra regione in cui sono state immortalate. Quest'anno quindi Bellezza Veneta spazia veramente a 360 gradi. Se volete sapere qualcosa di più sul sito, anzi sul progetto, c'è il sito bellezzavenete.com e i relativi social, Bellezza Venete, Facebook, Bellezza Venete Real, perché hanno provato a rubarmi la pagina Instagram di Instagram. Ringrazio tutti gli amici, genitori, parenti, fotografi, videomaker, dopo vi li presenterò. Intanto buona cena, partiamo con il nostro buon primo e diciamo tra un piatto e l'altro procediamo con le modelle. Partiamo col mese di gennaio di Bellezze Venete 2022. Vi presento Kimberly, che ovviamente è seduta in mezzo a noi, farà la sua mini passerella. Buonasera. Eccola qua, vabbè, adesso il microfono, tranquilla. Allora, questo è il suo mese, un mese che spacca, un mese di rottura rispetto agli altri anni, un mese scattato dove? In montagna nella Marmolada. Quindi decisamente un posto molto bello, non era dicembre. Giugno. Anche perché poi faceva caldo, ti sei un po' più spogliata, vero? Mi sembra. Ci sono anche altre foto, però queste erano quelle che si potevano mettere in questo calendario, che ricordo. Poi fare la copertina, mi sono dimenticato un attimo, scusa, gira, metti la copertina un secondo, di qua, scusa. Questo calendario, ecco, ti sfrutto anche come cavalletto umano. Questo calendario appunto come vedete vuole essere uno specchio della bellezza veneta, tante bellezze diverse tra di loro, che poi appunto andremo a scoprire stasera, anche perché fanno tante cose diverse tra di loro, ma sono tutte ragazze, chi la prima esperienza, chi magari già fotomodella,
che hanno voluto mettersi in gioco anche per la finalità benefica che ha il calendario, che poi vi racconterò. Allora torniamo al tuo mese, perché è giusto che tu sia immortalata. Raccontiamo, intanto faceva freddo. Tanto. Comunque faceva freddo, che Marmolada va sempre freddo. Giovanni lo può testimoniare, che è il nostro montanaro. Allora abbiamo l'ospite che arriva da più lontano, forse, non lo so, da Fiera di Primiero, Redivivo Giovanni, che abbiamo un locale qua a Padova, adesso fa tutt'altro. Vabbè, grazie di essere con noi. Raccontiamo un attimo chi è Kimberly. Allora, di dove sei, cosa fai nella vita? Allora, io ho 22 anni, attualmente sono in disoccupazione, non lavoro. Quindi se c'è qualcuno che... Ti assumo io se vuoi. Barista, cameriera, cosa sai fare? Dico per dire. Tutte e due, Ah, ecco, perfetto. Ma lavoravi magari in ristorante? sia barista come cameriera. Ecco, perfetto, allora abbiamo già trovato, se qualcuno... La bella presenza c'è. Poi dai colori io direi, e capirete il motivo, anzi il motivo ve lo faccio vedere subito, Juventus Club Padova. Mi sembri molto bianconera questa sera, c'è un motivo? Perché siamo juventini. E vai, scusate, anche se il campionato va come va, ecco, vedo già qua Mario Boresi che pollice verso. Per i milanesi non va tanto bene comunque, mettiamola, solo che sono più su. Salutiamo Federico Grandesso che tifa per l'Ucraina, infatti, qua direttamente dalla Cina. Allora, grazie di essere stata con noi. La foto tua l'ha fatta Marco Zago, è giusto dire anche i nomi dei fotografi. Quest'anno ne abbiamo tanti, qualcuno è qua con noi, qualcuno è a Dubai, quindi lo perdoniamo perché sai, i professionisti lavorano anche all'estero. Lo salutiamo, Claudio Gervasutti, che sta facendo un po' delle foto all'Expo, ma avrà anche lui il suo calendario perché è un'anteprima, neanche lui l'ha ancora visto, neanche lui, come te, vero? Esatto. Sei molto curiosa. Facciamo una piccola passerella, vai verso la camera così vediamo come sfili, vai pure. Chiaro, carne di cavallo. Ok, allora ti puoi sedere qui. Andiamo velocemente a presentare i prossimi mesi presenti. Dopo gennaio c'è di norma. Febbraio. A voi Laura. Laura che non ha ancora visto la sua foto. Oh, non è questa, anche se è bella lo stesso. Eccoci qua. Mollo. Allora, io ero presente. Ringraziamo il fotografo Mario Bonesi che qui investe anche di videomaker. Dopo ricordiamo per quale motivo. Allora, eravamo dove, ti ricordi? A Mira. All'idrovia, che è un posto sconosciuto, perché di solito c'è la riviera del Brenta, no? Noi siamo andati in cerca invece di un posto dove potevamo un po' infrattarci, fare una foto per conto nostro. Direi che è veramente perfettamente riuscita. I genitori l'hanno vista? Perché volevamo fare delle foto tutte all'aperto, abbiamo fatto una serie con te al chiuso, bellissima. Aspetta, mettiti di qua scusi, che io ho un lato migliore, sai, come tutti i presentatori. Però questa ci piaceva anche per i colori, mi sembra veramente riuscito un tramonto, come dire, in provincia, a Mira. E non a caso eravamo a Mira, perché tu sei di... Vicino Dolo. Quindi siamo là, puoi dire di preciso anche. Camponogara. Camponogara. Quanti anni hai? Cosa fai nella vita? Ho 17 anni, adesso frequento il quarto superiore e sto studiando anche recitazione. Recitazione, ottimo. Allora, 17 anni perché noi accettiamo anche ragazze minorenni che però sono seguite sempre a vista, giustamente. Comunque abbiamo l'avallo da parte dei genitori per le foto e io li ringrazio anzi di essere venuti e mi giro sempre di qua, scusate non vi posso dare le spalle ma... com'è stata come esperienza? Conoscevi già Mario? Avevi già scattato con lui? Sì, conoscevo già Mario ed è stata una bellissima esperienza anche appunto scattare queste foto, andare in posti insomma sconosciuti anche per trovare la giusta foto e penso che ci siamo riusciti. Assolutamente, sempre quando la modella è bella è anche più facile, tu sei proprio sorridente, a me piacciono le foto in cui le ragazze sorridono e Mario ti ha tirato fuori veramente il meglio. Poi questo look è giusto da febbraio, insomma un po' coperto, neanche troppo colorato. Una bella passerella a favore di camera e poi anche magari se puoi fare un giretto.
ce l'abbiamo la bellezza vicentina, l'unica, che uscirà anche sui giornali, quindi tipo il giornale di Vicenza. Ecco a voi Emma Dalla Veneta, applauso! Qui abbiamo una modella e fotomodella, lo posso dire perché è uno dei volti più noti del calendario, ha fatto qualcosa in televisione per chi se lo ricorda, tu non hai ancora visto la tua foto, l'hai vista forse, perché te l'ha fatta Claudio, eccola qua, in tutto il tuo splendore, abbiamo il mese di marzo e beh insomma, ti ricordi cosa l'hai fatta? Perché non mi ricordo più. Sì, l'avevo scattata al Lido di Venezia durante il Festival del Cinema. Allora diciamo chi sei, cosa fai nel video, perché fai un lavoro che magari qualcuno non si aspetta e dico anche che qualcuno invece qua lo fa. Dammi mano, non tengo il microfono, dai, sai che sono un bravo presentatore. Chi sono? Questo è difficile da dirsi, però cosa faccio nella vita? Faccio l'insegnante di inglese alla scuola primaria e da tanti anni lavoro come modella. Questo continuo a farlo, però appunto da un bel po' ormai lavoro di ruolo alla scuola primaria. Di Arzignano, no, io dove? Ad Arzignano, sì. Allora tu hai fatto tante cose in TV, io ti ho visto anche sfilare da Tre Ponti, anzi a Tre Ponti, quel bellissimo ponte che c'è a Comacchio, ho fatto no? A Tre Campate e poi hai fatto anche altre cose, immagino in giro per l'Italia, no? Fortunatamente sì, devo dire che devo ringraziare la mia esperienza nel mondo dello spettacolo ma anche della moda perché mi ha permesso di viaggiare magari in anni in cui altrimenti non l'avrei fatto, per cui anche all'estero ne sono grata. Ecco, allora ringrazio anche Claudio che è appunto il fotografo che è andato a Dubai e se l'anno prossimo faccio un calendario delle sportive, tu potresti fare... Vabbè, sto provando ad imparare a diventare una decente tennista, però non è così semplice. Il maestro Matteo Carli, perché ormai hai la qualifica, ce l'hai di insegnante, Allora ti faccio andare solo un attimo verso la telecamera perché so che sei molto pigra a camminare. No, di solito hai camminato anche oggi per lavoro tanto, quindi un attimo verso la telecamera e poi ti vai a accomodare. Facciamo un applauso anche a Emma. Siamo al mese di giugno, giugno vuol dire la bellezza veneta che veste la maglietta di bellezze venete. Sara Piccione, ecco voi la nostra protagonista del reality Il Collegio su Rai 2, da TikToker da 10 milioni e passa di visualizzazioni. Benvenuta, la cerchi tu invece? Lo cerco io, a te il microfono, presenti. Buonasera a tutti, sono Sara Piccione, ho 18 anni e frequento la scuola di estetica. Allora, la mia foto l'abbiamo fatta da Buono Terme, in una bellissima piscina, però adesso vi faccio vedere. Allora, riguadagno il microfono. Una bellissima piscina dove però siamo riusciti a trovare l'effetto dell'acqua, tipo... E gli ho detto, senti, perché non fai così? Tu l'hai fatto alla perfezione. Direi che c'è un po' bagnato anche, che è pericolo per i fotografi questo. Però devo dire che hai reso particolarmente. Lei poi in costume sta bene. Quante foto fai per i tuoi social di costume? Abbastanza? Tantissime, veramente tante. Poi gossip, vabbè, diciamo una cosa che in realtà non è tanto bella, lei da poco ha fatto un incidente, quindi io farei un altro applauso per lei perché è qua con noi, non le posso toccare la spalla, perché veramente, vuoi dire cosa ti sei fatta? Tanto lo sanno i tuoi follower. Mi sono rotta la spalla e la costola. Quindi, se riesci a fare 2 metri verso... Aspetta una cosa, dobbiamo dire che la tua foto l'ha fatta Mario Boneschi, che è quella davanti, che ringraziamo, e poi... Un'altra cosa, sì, in realtà il diavolo che abbiamo anche detto. No, volevo capire, tu quante foto hai fatto nella vita fino adesso? Ti piace più fare i selfie o fare le foto con i fotografi di solito? Beh, fare le foto con i fotografi, cioè, sono molto più belle, mi diverto anche molto di più. Quindi ormai la tua carriera è lanciata verso quella direzione, però in televisione e cinema ci stanno. Assolutamente sì, il mio sogno è di continuare nel mondo della TV, quindi spero di continuare. Allora, te lo auguriamo a tutti. Quest'anno la cosa curiosa è che nel calendario ci sono 2 nomi di uccelli. Vabbè dai, è una battuta. Vai verso la camera, una bella passeggiatina.
Allora, a beneficio della sala di qua, dalla parte a sinistra mia, se volete dei calendari dopo saranno eventualmente disponibili e le ragazze li possono anche autografare, potete farvi la foto con loro. Voi ragazzi, voi uomini, voi donne lo avrete perché ve l'ho promesso, semplicemente. Allora andiamo avanti. Sara Merlo, mese di agosto, la nostra cantante, perché quest'anno le ragazze fanno di tutto, sono sportive, sono insegnanti, sono cantanti. Eccoci qua, allora dopo ti do il microfono che sei brava, tanto il mese, vediamo se lo trovi da sola. Dico che è un mese estivo, te lo ricordi, è vero che l'abbiamo fatto in piscina, anche con te, avanti, così lo sfogliamo, possiamo vedere anche la camera, avanti, e mi sa che fosse dall'altra parte, vai, giriamolo dai. Vi dico subito che Sara è la nostra bellezza trevigiana, adesso fra poco la andiamo a conoscere. Dall'altra parte devi girare, il calendario è fatto, è stampato fronte e retro, gira, eccoci qua. Com'è Mario? È venuta fuori bene? C'eri anche tu quel giorno mi sembra, vero? Allora raccontiamo un attimo questa foto. Eravamo all'Open Figalle e avevamo fatto degli scatti In realtà tu eri una modella in prova quel giorno, eri venuta proprio a fare, ogni tanto facciamo questi casting per trovare delle nuove bellezze e lei dice io sono una cantante, però mi piace anche farmi fotografare. È venuta fuori bene, in costume hai fatto anche vari cambi, sei andata sopra dappertutto. Com'è stata quella giornata, visto che avevi 4 fotografi che ti seguivano? Sì, molto bella, è sempre una bella esperienza fare questo tipo di cose. Infatti poi non so se nella vita tu vuoi fare più da modella o da artista, diciamo da cantante, cosa ti prefiguri per te? Il mio percorso è più da cantante. E allora, passeggiatina anche a te, sto pensando chi ha fatto la foto è Claudio Servasuti, altro fotografo sempre che non è presente ma lo salutiamo. A te la passerella. E ringraziamo il personale di Arts che sta lavorando così alacremente. Veramente, dai un applauso anche per Sara, poverina. Lei ha le prime esperienze rispetto ad altre. Veramente o no? Già, ricordo che Bellezza Veneto è anche un modo per far, come dire, provare alle ragazze un'esperienza diversa, professionale, perché diciamo che fotografiamo in maniera tale e dopo si sono fortunate di finire sul calendario che, voglio dire, è il calendario più conosciuto d'Italia per quanto riguarda le regioni e ha avuto un sacco di servizi anche sulle reti nazionali e li vedrete anche prossimamente. Grazie Sara, ti faccio sedere lì un attimo. Allora approfitto, se per caso arriva, perché le ragazze venivano da Firenze e una da non so dove, non sono ancora arrivate, casomai le presenteremo nel corso della serata. Siamo sempre qui. Chiamo vicino a me una bellezza veneta doc o ex, nel senso che ha già fatto il calendario. Allora quest'anno abbiamo il piacere di avere con noi la mattina della serata una bellezza veneta che ha fatto il calendario, adesso ci dirà lei quando, Morena Montini, che nel frattempo ha fatto anche un po' di strada. Applauso per questa bellezza veneziana. Eccoci qua. Allora come va Morena? Come va la serata innanzitutto? Molto bene Paolo, il cibo è ottimo. Ecco, è fondamentale, poi si beve anche bene mi sembra. Esatto, sì, tutto top e le ragazze sono veramente bellissime quest'anno. Per tornare alla domanda che mi hai fatto prima, io il calendario l'ho fatto nel 2018. Ti ricordi che ti abbiamo fotografato, come eri vestita, adesso bellezzavenete.com trovate tutto, ve lo dico già. Guarda, io mi ricordo dove l'abbiamo presentato, però non mi ricordo veramente, forse il Clipper può essere dove abbiamo fatto le foto, ok, che c'era anche Gabriel che Esatto, perché era un fotografo che collaborava con noi. Eri bellissima, ma lo sai ancora di più direi adesso, hai fatto un po' di carriera, so che in questo momento collabori con Gidifero Team che ci sta facendo il video. E, vai, ti lascio il microfono, ormai sei una presentatrice, giusto? Possiamo dire così. Dimmi di dove sei. Allora, io abito a Mestre, ho 24 anni e sì, sai bene che io lavoro un po' nel mondo della moda, quindi ho fatto un po' di cose, continuo a farle e devo dire che grazie a Bellezze Venete io ho trovato proprio lavoro con Mario, quindi adesso lavoro per un'agenzia di moda. Quindi mi occupo soprattutto della parte social, fare il casting alle ragazze, ragazzi, insomma chiunque si proponga, noi siamo
a porte aperte, insomma. Abbiamo la sede a Mira. Prossimamente, adesso siamo ancora un po' work in progress, come sai bene, quindi quando le cose sono abbastanza sistemate noi magari faremo anche un po' di pubblicità, insomma, all'agenzia. Però so che comunque i video vanno benissimo, abbiamo milioni di visualizzazioni, vero Mario? Ormai siamo partiti per i massimi. Poi Mario dici che riusciamo anche a farlo venire qua o è timido? Non vuole? Perché adesso è l'ora dei fotografi, capito? Non possono presentarli. Vabbè, abbiamo più fotografi timidi quest'anno, questo è un altro, non so neanche io cosa fare, è pure il vostro momento, perché se non arrivano le ragazze o vi dico il nome o venite qua, cosa preferite? Dai, allora abbiamo portato ad Andrea, dai, Andrea può venire qua. Lo so, Andrea Broglio, vieni qua. Allora, Morena, grazie di tutto. Allora Andrea è uno dei ragazzi, dei fotografi ragazzi, che lavora da tanto in questo ambiente, che quest'anno si è prestato per fare delle foto. In realtà sei stato presente in più set, però la tua foto la facciamo vedere. Scusa un attimo, mi prestate un attimo un calendario, scusa, dopo te la do. Allora, un secondo, tieni il microfono, una roba molto work in progress, perché ci tengo a farla vedere per vari motivi. Eccola qua. Allora, questa foto qua, per la prima volta in vita mia ho fatto una foto a Prato della Valle. Vi assicuro che da padovano ci tenevo molto. Si vedono le statue, soprattutto quelle famose contestate, si vede la famosa giostra. Poi si vede un cane che ha un pedigree pazzesco perché ha vinto un sacco di concorsi. Ringrazio Beppe Pasquale, in realtà è il cane di suo fratello. Beppe Pasquale che è il presidente dello Juventus Club, non so se tu sei juventino. No, vabbè, va bene lo stesso. E questa è una delle nostre tifose più carine e quindi mi fa piacere che abbia voluto posare, ci teneva tanto e insomma è stata scelta per loro di popolo, e quindi ringraziamo Sofia che stasera non è qua, di Monselice, e questa è una tua foto, ti ringrazio e adesso leggo tutto il calendario. Com'è andata? È andata bene, Guarda sì, bene la camera. è andata bene, mi sono divertito, ci siamo divertiti, mi auguro e... Ecco, se vedete le foto di backstage, che dopo vi farò vedere appunto, che testimoniano il nostro lavoro, abbiamo lavorato sempre con la mascherina pur essendo all'aperto, quindi assolutamente rispettando tutte le normative, perché lo sapete com'è fare qualcosa del genere, ormai è difficile fare tutto, però a maggior ragione fare questo, e comunque ce la siamo cavata bene, in poco tempo abbiamo trovato la quadra, giusto? Esatto, perfetto. Con te c'era anche Nicola Burghe, dai vieni anche tu Nicola qua, se no poi alla fine parliamo di persone che sembra che non esistano. Grazie Andrea. Allora, anche a te facciamo così, trovo la tua foto. Allora, questa è la tua foto. Questa foto è stata scattata davanti a un negozio storico per il calendario, Ottica LV. Rachele è la ragazza che appunto dovrebbe arrivare da Firenze e il motivo per cui deve essere presente, ma sua mamma mi ha appena mandato un audiomessaggio che poi vi farò ascoltare, perché in effetti lei è dentro la Onlus che noi quest'anno aiutiamo, sponsorizziamo, supportiamo, e aveva questa grande voglia di fare una foto e l'abbiamo esaudita. Lei è una fashion blogger, si può vedere, deve fare ogni città che va, compra di tutto e giustamente vedi c'è lo shopper che ha fatto appena acquisti. Com'è stata la foto quel giorno? Diciamo che ci siamo divertiti perché doveva attraversare la strada e c'erano le macchine che passavano. E allora c'era il tram che passava e le macchine, poi pensate che abbiamo bloccato il traffico, in realtà ogni rosso noi andavamo su e giù, abbiamo anche il video di backstage che vi faremo vedere e le facciamo una corsa e ogni volta era da ridere, però siamo contenti, lei è bella sorridente come piace a me. Quest'anno veramente nelle nostre foto vogliamo significare che i brutti tempi ce li abbiamo, speriamo, alle spalle, che il 2022 deve essere l'anno della rinascita. Per cui grazie Nicola, grazie Lorenzo che è qua presente, siamo alla Guizza, proprio a metà della Guizza. Non è difficile, voglio dire, trovare questo negozio che adesso c'ha 6 vetrine, quindi veramente è impossibile non vederlo. Allora, grazie. Chi manca come fotografo? Mancherebbe Mario, ma Mario non vuole. Vabbè, allora andiamo verso la fine, io devo fare dei doverosi ringraziamenti. Un secondo.
Ecco, qua dietro come vedete ci sono gli amici che comunque mi hanno dato una mano, quindi appunto Az, che è il ristorante dove siamo oggi, e il club della Juve, avete capito il motivo, il bar dove vado a fare colazione perché è sotto casa mia, Joe Bar, quanti Giovanni, quanti Joe Bar esistono qua non lo so, anche all'estero immagino, e Ottica LV. Le foto sotto che vedete sono quelle del backstage, alcune, che comunque sono ben rappresentative del lavoro. E adesso vado ad elencarvi velocemente le location così capite dove siamo stati. Allora, siamo stati nella Marmolada, nell'idrovia di Mira, come sapete, all'Isola di Venezia, in via Guizza Padova, a Cassavio Cavallino, dove ha posato la Miss Veneto attuale in carica Nicole Cogo. Qui abbiamo anche delle Miss titolate. Abbiamo scattato, scusate, al GB Hotels di Albano Terme, una bella piscina, Hotel Pigalle, ancora l'Isola di Venezia durante proprio il red carpet, con la modella che prima di fare il red carpet ha posato per noi, al Parco San Giuliano di Mestre, Prato della Valle, e anche qui fuori da Az, c'è la foto di dicembre. Eccolo qua, questo è il mese di dicembre, visto che siamo da Az, giusto farlo vedere, e la foto è ancora di Nicola Burigel, che è qui davanti e che ringrazio. Allora, mi hanno dato una mano tante persone perché da solo non si va da nessuna parte, sono il frontman di questo progetto. Come dicevo, ha una finalità benefica. Chi fosse interessato, praticamente c'è a Padova Centro Servizi Malattie Rare, che è un'eccellenza in via dei Colli e serve tutta l'Italia. E non c'è solo il Covid, ci sono un sacco di malattie di cui si muore, di cui non si parla, di cui purtroppo tante volte ci dimentichiamo. E ad esempio in assoluto c'è questa malattia rarissima di cui soffre la sorella della ragazza, appunto della modella di prima, di Rachele, che appunto è una malformazione congenita. Lei è diventata la paladina, la testimone, è andata in tutto il mondo e per farsi vedere, perché ci ha messo la faccia, anche per far conoscere questa malattia rara, ma come lei ci sono tante altre malattie che devono essere conosciute e anche supportate, quindi PNRR deve essere anche per loro, secondo me, e non solo per riprendersi dal Covid. Ecco, volendo, se avete piacere di aiutarli, qui dopo è anche scritto il loro IBAN, codice fiscale, sapete che si può donare il 5 per 1000. Quindi io farei un grande applauso per questa realtà che appunto è un onus che parla appunto in questo caso Centro Servizi Malattie Rare. Ringrazio Cristina Bolzonella, che è la mamma di questa ragazza, e so che prossimamente partirà con dei tavoli anche all'estero, andrà anche a Bruxelles, perché appunto, ripeto, è giusto che usciamo da questa aberrazione che abbiamo vissuto per 2 anni e che ci occupiamo anche di altre cose, belle o brutte che siano. Grazie, Bellezza Veneta è qui, speriamo che ci sia anche l'anno prossimo, confido nella vostra benevolenza. Ecco, forever, si vuole arrivare fino a 18 anni se riesco a diventare maggiorenne. Quest'anno siamo a 16, adesso ragazzi facciamo 2 foto con i calendari e dopo li liberiamo, e grazie di essere venuti, facciamo un bel applauso a loro che sono le nostre testimonial. Sì, volevo anche chiederti se, visto che so che stai portando avanti questo bellissimo progetto ormai da 15 anni, questo 16° anno, se avevi in mente qualcos'altro oltre appunto a questo progetto qui, qualcos'altro in mente, qualche altra inventiva fotografica? Allora, abbiamo già aperto il casting per l'anno nuovo e li faremo, spero, in presenza, perché negli ultimi 2 anni è stato più facile farlo online, eravamo un po' obbligati. E ci terrei a dire che ogni anno il calendario, e anche quest'anno che appunto è il 16° anno, supporta una onlus, una realtà del territorio, quindi ha una finalità benefica. In questo caso è il Centro Servizi Malattie Rare di Padova, che è, diciamo, un'eccellenza nel suo essere unica, che però è al servizio di tutta l'Italia. Appunto non c'è solo il Covid, lasciatemelo dire, ci sono anche tante altre malattie rare che però, voglio dire, sono purtroppo delle bruttissime malattie, alcune congenite e altre non si riesce a trovare la cura, e appunto c'è un centro a Padova che
che ne segue una in particolare che è una sindrome, si chiama EEC, se andate a cercarla in internet la trovate, rara ma non per questo non da supportare, bisogna trovare una cura anche per questo, insomma bisogna che ci muoviamo in tutte le direzioni e speriamo veramente che la pandemia l'abbiamo alle spalle e ci possiamo concentrare su altro. Sarebbe anche ora, insomma, dai, quindi restiamo positivi che tutto si risolva. Siamo al meglio. negativi, non positivi. Esatto. Scherzo, battuta. Gioco di parole ovviamente. E quindi Paolo, guarda, io so che hai dato una descrizione bellissima, ho sentito anche prima come hai presentato le tue ragazze. Se hai qualcos'altro da aggiungere tu? Io ringrazio i fotografi di quest'anno, uno è Mario Bonesi, poi abbiamo Nicola Burighel, Andrea Broglio, scusate, Claudio Gervasutti e Andrea Crivellari, perché senza di loro non potevano esserci queste bellissime foto. Ringrazio anche i miei partner storici che comunque mi aiutano, perlomeno come dire mi danno un supporto forse più morale che materiale, però mi incitano ad andare avanti, e tutti gli amici, e invito anche voi del sito, del blog di GD Ferro a seguirci. Se volete dei calendari c'è ancora qualche numero, che quest'anno veramente è un'edizione super limitata. Grazie ancora. Va bene, grazie Paolo per essere stato qui con noi oggi. Adesso ti lascio andare, che so che sei preso da moltissime altre foto. Complimenti alla bellezza veneta, ci tengo a dirlo, Morena Montin. Ok ragazzi, abbiamo salutato il nostro art director Paolo Braghetto e adesso iniziamo a presentare le ragazze una alla volta. Adesso sono qui con Sara Piccione, che appunto ha presentato il mese di giugno. Ciao Sara, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Come stai? Innanzitutto so che hai avuto un po' un infortunio un po' spiacevole. Sì, a parte l'infortunio, dai, sto bene. Perfetto, dai, ci fa piacere. Senti Sara, ci racconti un po' di te, quanti anni hai, che esperienze hai avuto nella vita, insomma. Ok, innanzitutto sono Sara, come mi conoscete già, ho 18 anni, vengo da Dolo e studio estetica. Come sapete tutti voi, ho fatto il collegio 4 nell'anno 1982, che è stato 2 anni fa. Ok, e se posso chiederti, com'è stata questa esperienza? Ti ha fatto crescere personalmente oltre che fisicamente? Perché ti vedo cresciuta molto molto bene, devo dire, proprio. Grazie. Sei bellissima. Grazie. Prego. Sì, mi è cresciuta moltissimo, ho superato tantissime mie paure e sono veramente felice, è stata un'esperienza veramente bella. Quindi la consiglieresti a Assolutamente delle prossime sì. ragazze che magari vogliono intraprendere il mondo della TV? Assolutamente sì, iscrivetevi, fate i casting perché è veramente una bellissima esperienza. Ok, tu hai interpretato il mese di Giugno. giugno. Come ti sei trovata con questa esperienza? Mi sono trovata bene, veramente bene, è stata una bellissima esperienza, mi sono divertita un sacco, quindi vi consiglio anche voi di provare per il casting di Bellezze Venete, ragazzi, mi raccomando. Un consiglio che vorresti dare alle prossime ragazze che vorrebbero partecipare al calendario? Niente, di essere sempre voi stessi, l'importante è divertirsi, ragazze. Quindi provateci, come va, alla fine basta divertirsi, come ho già detto. Perfetto Sara, grazie mille per questo tuo consiglio. Credo che non ci sia nient'altro da aggiungere. Parli da sola, appunto, cioè guardate che bella che è. Grazie. E insomma, buona guarigione e ci vediamo alla prossima. Ciao Bene, Sara, grazie. ciao. Passiamo alla prossima protagonista di questa sera. Ciao Laura, grazie anche a te di essere qui con noi oggi. Grazie a te. Laura ha interpretato il mese di febbraio, se non ricordo male. febbraio. Ok. Ho ricordato giusto, meno male che io so che ho una memoria da pesciolino rosso. E niente Laura, raccontaci un po' di te, da dove vieni, quanti anni hai, le tue esperienze. Io ho 17 anni e vengo precisamente da Camponogara, in provincia di Venezia, e adesso sto studiando, in particolare recitazione, e ho fatto insieme a Mario questa bellissima foto del mese appunto di febbraio e l'abbiamo scattata a Mira. Wow, recitazione! Mi Sì. soffermo su questo punto perché è un punto che a me ha sempre ispirato tantissimo. È difficile come studio? Allora, dipende secondo me molto perché lo devi sentire da dentro, cioè ok recitazione però alla fine devi recitare una scenetta della vita reale e secondo me bisogna essere anche un po' portati e è un percorso che ho appena intrapreso e mi sta molto piacendo, quindi perché no? Bene Laura, io ti auguro il meglio, guarda, Grazie. anche perché hai tutte le carte in tavola per farlo, sei Grazie. stupenda veramente. Ma facciamo proprio vedere che abito hai oggi perché vale la pena proprio vederlo, cioè luccica d'immenso, sei stupenda, Grazie. veramente. Se vuoi dare un consiglio magari a delle prossime ragazze che vogliono partecipare a questo calendario, che consiglio le daresti?
Siate sempre voi stesse, sorridete e vedrete che il calendario verrà bellissimo come quest'anno, 2022. Perfetto, grazie Laura di essere Grazie a stata te. qui con noi e alla prossima. Alla prossima. E rieccoci qui. Ora è il turno di Kimberly. Ciao Kimberly. Buonasera. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Che mese hai interpretato tu? Gennaio. Gennaio. Un mese molto molto freddo. Molto freddo, Diciamo ai nostri telespettatori dove l'hai scattata questa foto? Questa foto l'ho scattata nella Marmolada. Ho preso molto freddo e una ragazza che era con me si è anche rifiutata di farlo. Posso dire che ha solo fatto bene? Sì, ha fatto Ma ammiro benissimo. te perché per la Però dai, il costanza e la risultato tenacia. è venuto fuori bene. Ma se il risultato è venuto fuori bene, ne è valsa la pena, insomma. Sì. Domanda, hobby, interessi particolari nella tua vita? Allora, a parte che mi piace scattare, Ah, sei una fotografa? no, sì, anche. Studi per diventarlo, insomma. Ho fatto un corso. Ah, bene. Sì, questo sì. Mi piace sia essere scattata che scattare. Ovvio, certo. Come ti trovi dall'altra parte dell'obiettivo? No, forse mi trovo anche meglio rispetto dall'altra parte, rispetto all'altra Orchestri più le cose, diciamo, quindi sì. c'hai questo potere di dire alla modella mettiti in determinate pose che all'inizio mentre eri tu magari no, a soffrire su un tacco. Bravissima. Bene. E appunto volevo chiederti, Kimberly, che consiglio daresti a una ragazza che vuole interpretare il mondo della moda come te? Allora, io consiglio di non accontentarsi mai. Semplice e sintetica, mi piace, come piace a me, veramente. Ok. E buoni propositi per il 2022? No, per ora no. Però speriamo in buone prospettive, dai. Bene, io te lo auguro, guarda, veramente, soprattutto sul mondo della fotografia, che è anche il mio campo, quindi ti capisco. Esatto. Va bene, grazie mille Kimberly, grazie Grazie per a essere te. stata qui con noi. Grazie Ciao, a voi. buona serata. Arrivederci. Siamo giunti al termine, ragazzi. Vi presento l'ultima bellissima bellezza veneta. Gioco di parole anche qui. Ciao Sara, come stai? Tutto bene, te? Bene, dai, grazie. Com'è stata questa esperienza di partecipare? Ma innanzitutto, che mese hai interpretato tu? Agosto. Agosto, anche il mio mese, era anche il mio mese appunto nel 2018, veramente. Ah, ecco. Sei nata ad agosto? No, in realtà sono nata a gennaio. Ah, ecco, quindi vi hanno scambiato i mesi, insomma. E come ti sei trovata con questa esperienza? Molto bene, è stata una bellissima esperienza. Comunque tutte queste esperienze sono bellissime. Secondo me sono da fare nella vita. E comunque sono delle esperienze molto belle. In un futuro che cosa ambisci? Quali sono le tue ambizioni? Ora sto studiando per fare l'insegnante dell'asilo, però comunque mi piacerebbe fare la cantante o comunque lavorare sempre nel mondo dello spettacolo, perché anche la moda comunque mi piace molto ed è uno dei miei hobby. Beh, io posso dire, ragazzi, che l'ho sentita cantare prima e ha una voce veramente straordinaria, ma non lo dico tanto non è la classica frase fratta, ma davvero ha una voce bellissima. Io ti auguro veramente con tutto il cuore di proseguire questa tua carriera perché Grazie hai mille. tutti i connotati, veramente tutti. Grazie mille. E spero anche che sia il tuo sogno, insomma, continuare. Certo. Magari un giorno ti vedremo a Sanremo, chi lo sa. Magari, sarebbe bellissimo. Ok, magari hai qualche hobby anche in particolare che magari vuoi dire ai nostri telespettatori? Beh, inoltre faccio anche tiro con l'arco, che è uno sport abbastanza Bellissimo, è la prima particolare. ragazza che sento, che conosco, che fa Ecco. tiro con l'arco, stupendo. È facile, è difficile? Diciamo che serve un po' di forza, cioè soprattutto nel periodo del Covid che non mi sono allenata tanto, sono tornata in palestra e davvero difficile ricominciare ad allenarsi. Tu consiglieresti questa esperienza alle ragazze che magari vogliono provare appunto a mettersi in posa in questo calendario? Certo. Tu ti sei divertita molto? Sì. Bene, E poi è dai. molto bello, è molto Vero. bella come cosa. Dove l'hai scattata la foto? A Villa Pigalle. Wow, bello, veramente bello. Va bene Sara, io non ho altre domande, se tu non hai qualcosa da aggiungere? No, in realtà. Ok, va bene, quindi concludiamo con questa bellissima bellezza veneta del 2022. Grazie Sara, grazie per essere stata Grazie qui a con te. noi. Adesso ti lascio che so che comunque sei impegnata con altre interviste, altre persone, quindi grazie. Grazie Un a te. bacio.
Ciao. Amici CD Ferro Team, la prima presentazione del calendario di Bellezze Venete 2022 è giunta al termine, ma vi terremo aggiornati per le prossime tappe in cui lo presenteranno. Intanto seguiteci sempre sul nostro canale YouTube. Ciao, un bacio dalla vostra Morena.